L'ULSS ha diramato un messaggio proprio una decina di giorni fa dicendo che c'era un tentativo di truffa ai danni degli anziani sulle tessere sanitarie, sul rinnovo della tessera sanitaria. Mandavano un SMS chiedendo di collegarsi ad un link, invece la tessera sanitaria viene inviata a casa. Le strategie adottate dai truffatori sono le più svariate. Per proteggersi, il comune di Treviso ha lanciato una campagna di sensibilizzazione attraverso spot televisivi in onda sulle reti media nord-est e la distribuzione del kit argento con indicazioni utili a prevenire la piaga delle truffe nel 2026 in netto aumento rispetto agli scorsi anni. Non dobbiamo stancarci di informare. Abbiamo pensato di premiare la prossimità. Gli edicolanti ci hanno subito risposto con entusiasmo, quindi abbiamo deciso di creare una tasca, questo kit, dove mettiamo una serie di volantini con informazioni utili. E abbiamo poi nel volantino declinato dei setting, quindi dalla truffa in casa a come comportarsi quando si è nei pubblici esercizi, banalmente ritirando la pensione o andando a fare bancomat, e poi anche quando si è per strada, quindi dove mettere la borsa, quando si è in bicicletta ad esempio, no? Dove mettere gli effetti personali, evitare il portafoglio nella tasca posteriore, quindi accorgimenti che magari sappiamo, però ricordandoceli facciamo un attimo di più attenzione. L'attenzione ci aiuta a prevenire i reati. Le persone le accettano volentieri considerando che sono utili per la popolazione e per loro stessi, e poi noi lo facciamo anche convinti del ruolo che rivestiamo di presidi di libertà, di pluralità e di informazione, nonché di socialità, e quindi lo facciamo ben volentieri con il comune. 22 le edicole aderenti in città. Ad ogni acquisto in edicola sarà possibile ricevere il kit che verrà consegnato dall'edicolante contenente volantini informativi. Campagna realizzata soprattutto per le persone anziane, sempre più nel mirino dei truffatori, complici raggiri sempre più sofisticati e subdoli. Da lunedì la diffusione del kit entrerà nel vivo. Per chi è vittima di truffa, invece, il comune di Treviso mette a disposizione uno spazio di ascolto. Alcuni anni noi ospitiamo questo sportello con professionisti, ci sono psicologi, ci sono avvocati che possono assistere chi è stato vittima di reato, dai reati più importanti a quelli che ci sembrano meno importanti, che però invece portano le persone all'isolamento. È uno sportello gratuito, si fissa appuntamento e gli operatori accolgono, orientano, ascoltano, e quindi si cerca di riportare le persone alla socialità, perché fidarsi è bene ma in sicurezza.